visto che siamo in zona Trieste, ne approfitto perché abbiamo due personaggi. Uno è il nostro premio Award alla carriera meritatissimo di un ristorante storico a Trieste. Parliamo di Mario Suban dell'antica trattoria da Suban di Trieste, che viene accompagnato sul palco con il nostro amico giornalista Furio Baldassi, che si occupa assieme a Chiara Giglio di quel territorio tra Trieste e Istria. Ecco signor qua, eccolo qua. No, lei venga piano piano, si faccia accompagnare anche dal fido Furio Baldassi. Benvenuti. Signor Mario, venga, si faccia vedere. Si posizioni, venga qua al centro. Eccolo qua. Quanti anni abbiamo, signor Mario? 35 anni. Ben messi. Sono della classe 35. Classe 35. Beh, andiamo verso 84, dai. Dai, 84 e siamo ancora lì. Al lavoro. Al lavoro? Sì. È una specie di... Gioco in difesa. Una volta giocavo in attacco, sì. Mi piaceva l'attacco, attaccare sempre, adesso un po' in difesa. Però ho la fortuna di avere due figlie, ma una soprattutto che ha preso in mano le redini e che mi aiuta tantissimo. Ha avuto anche lei tante soddisfazioni rappresentando l'Italia in tante parti del mondo. L'ultimissima era adesso in Canada, dove ha fatto un pranzo per l'ambasciata italiana con tanti ambasciatori. E ieri sera una cosa molto originale, e do la parola a Federica. Ecco, parola a Federica. Immaginavo questo passaggio, perché lui, con la scusa di non fare le scale bene, no, mi ha mollato il microfono, chiaramente. No, ieri c'è stata una serata particolare con il gruppo dei Cordon Bleu, che omaggiava Gualtiero Marchesi, perché c'è stata una rivisitazione dei suoi piatti ed è stata una bellissima emozione, così in un locale comunque di tradizione, dove noi portiamo avanti quelle che sono proprio la cultura del territorio. Un ristorante che è un ristorante, prima si parlava di accoglienza, dell'importanza della sala, che trovo sia fondamentale proprio per il nostro lavoro. E noi così, quando ci chiedono chi sono state le persone forse anche più importanti che hanno frequentato il vostro locale, secondo me quelle più importanti sono proprio le famiglie che ci affidano le loro cose più importanti, le loro feste più di maggiore importanza. È proprio questo, no? Cioè avere questo legame di tradizione con le famiglie, cioè noi siamo parte della loro vita, e questo è quello che a noi fa molto piacere. E fa molto piacere questa anche continuità in tutti questi anni, 153 in quest'anno. Se vi ha stupito l'età di Mario, che porta peraltro molto brillantemente, molto elegantemente, vi stupirà appunto ancora di più il dato del locale, che ha più di 150 anni. Pensate che quando l'hanno aperto, il rione di San Giovanni, poi è diventato rione cittadino a tutti gli effetti, era quasi considerato una gita fuori porta. Cioè ci si andava proprio a livello di gita, la famiglia si metteva in marcia la mattina, non sono tanti chilometri, però funzionava così. E la cosa che forse non sanno tutti, Mario, è che quella trattoria storica è stata comprata, correggimi se sbaglio, dal bisnonno, che ha vinto, quella volta funzionava così, che ha vinto la lotteria di Vienna. Con i soldi che ha preso, evidentemente discreti soldini, dalla lotteria di Vienna, lui ha comprato questo locale, che è ancora là. Questo locale, lui aveva 10 figli e ha comprato i terreni e ai maschi ha fatto la casetta con l'attività sotto, per esempio macelleria, alimentari. Al mio nonno Francesco ha dato il ristorante. Ecco, questo è per dire quanto conti Suban nella nostra città, quanta tradizione abbia Suban nella nostra città. Io mi limito a una battuta che faccio sempre con gli amici di fuori, colleghi, amici, gente che viene in visita a Trieste. Chi è Mario Suban? Mario Suban è Trieste, nel senso che la sua cucina, l'immagine che lui dà al di fuori della città è veramente quanto di più completo si possa immaginare. Non è poco Mario Suban e Trieste.
Sì, non è poco perché è vero, perché se tu hai la necessità di portare qualcuno nella nostra cucina, che continuo a dire è molto ricca, molto particolare, può riservare anche delle belle sorprese. E dici dove vado? Vado da Mario perché so che in qualsiasi stagione trovi i piatti tipici, trovi il territorio, si è persino inventato un'altra piccola chicca qualche anno fa, vero Mario? Si è inventato la Iota in B. Ecco, non so quanti sappiano cos'è la Iota. La Iota è la minestra tipica triestina di cappucci acidi. Non piace forse a tutti, ma in realtà è molto buona, cappucci acidi e fagioli. E lui ha detto, beh, magari non piace a tutti, però se io gliela faccio avere in un piccolo bicchierino, una piccola coppetta, vero Mario? Sì, esatto, è nata proprio così, no? Perché la mia filosofia è quella di portarla nel mondo, no? E far conoscere Trieste, e conoscere Trieste con questa Iota, e l'hanno mangiato gli arabi, i cinesi, indiani, africani, americani. Senza maiale gli arabi, altrimenti non era qua. No, questo. io ho rischiato, scusami, ho rischiato tanto, perché proprio a Mascat, quando sono andato col chef executive nel mercato, abbiamo fatto la spesa e tornando vedo una moschea e vedo una capretta, no? Dico, che abitudini queste? No, ma questa viene sacrificata. Torniamo in cucina, io comincio a lavorare, viene lo chef vicino a me, mi guarda, no? Lo guardo, ciao, no? Ma dopo un poco, ma scusa, è qualcosa che non va. Potrebbe non andare, perché io ho visto che hai messo i crauti, hai messo le patate, diciamo, i fagioli, e poi altro niente, e quella cosa affumicata, maiale, no? Mamma mia, dico, ma vero, sì. E potresti fare la fine della capretta anche tu. Bene, e allora ci siamo, consegniamo il premio, favore di camera. Quelli no, mangio i gnocchi, ma scusate, quel no è stato perché ne ho fatti tanti nella mia vita che sono stufo solo a vederli. Quelli sono i gnocchi fritti, non sono gli stessi gnocchi, eh? Il gnocco fritto non è lo stesso gnocco, certo. Applauso, grazie di essere con noi, ci si vede più tardi, grazie, noi andiamo avanti, grazie di essere stati con noi.